benvenuti, grazie di essere venuti qui stasera. Adesso va bene così, mi sentite? Quindi la distanza è giusta. Appunto, come giustamente mi presentava Marco Bernardi, io lavoro, ho questa casa editrice, l'edizione Biblioteca dell'Immagine, che è sita a Pordenone, zona Villanova, e un quartiere fuori dal centro della città, dove appunto abbiamo questa casa editrice da tanti anni. Francesco Iori è una casa editrice interessata, come sapete, perché forse qualcuno di voi c'era già quando abbiamo presentato Santa Rosa, Massimiliano o Ferron, è particolarmente interessata ai temi legati al territorio, sia storici, naturalistici, artistici, un po' tutto il mondo culturale visto un po' attraverso il focus del territorio. Francesco Iori collabora con noi da tantissimi, da un po' di anni, diciamo, da qualche anno collabora con noi. E, come diceva Marco, ha lavorato in tantissime testate importanti, Gazzettino, Mattino di Padova e tuttora scrive appunto per il gruppo, ex gruppo Gedi, io dico ex perché non mi ricordo il nome del il nuovo gruppo, comunque con tutti questi quotidiani veneti dove lui spesso si occupa di temi importanti politici e dice la sua attraverso il suo sguardo, la sua esperienza, il suo vissuto. Ho voluto portare, anche se qui in libreria Marco di libri non aveva bisogno, ma li ho portati così per mostrarli, perché di Biblioteca dell'Immagine Francesco è uno degli autori che da sempre, scrive da sempre per noi e non solo, ma io presento questi, da tanti anni su temi diversi, diciamo, indimenticabile è la storia del Veneto, quindi che è diverso dal libro di stasera, questa storia del Veneto dalle origini ai giorni nostri, un libro difficile da fare come un volo d'uccello sulla storia, ma lui naturalmente è riuscito a dare una visione divulgativa di questo argomento, poi ognuno di noi poteva approfondire altre parti. Poi c'è stato il periodo che gli abbiamo fatto fare questo libro sulla vita quotidiana durante la prima guerra, Ne uccise più la fame. Tenete presente che i libri di Francesco sono libri amati dal pubblico, quindi sono libri prestati nelle biblioteche e Marco può confermarmi anche acquistati nelle librerie. È un autore seguito e che le librerie continuano a tenere, non sparisce quando il libro non è più nuovo, ma rimane. E poi oltre a Ucciso più la fame, Caporetto, anche questo è stato un libro che ha molta fortuna, io li presento e ne parlo volentieri perché mi ricordano anni belli e periodi importanti e perché sono libri che costantemente quando vado nelle librerie o sento i librai continuiamo a rifornire, a mandare avanti, e questo per un editore è una delle cose più belle, che i libri rimangano, non muoiono, non siano delle meteore e che soprattutto gli autori rimangano dentro le case editrici. Questo è stato anche un libro fortunatissimo, 1516 erano i 500 anni del primo ghetto di Venezia, e anche qua di libri ce ne sono tanti su questi argomenti, non abbiamo l'idea di scoprire, però come si diceva prima Marco, il modo di affrontare gli argomenti fa la differenza, come uno li affronta, come li spiega, come li guarda. E anche questo è stato un libro molto molto fortunato in tutta Italia, perché poi questi sono libri che non vanno solo da noi, perché Primo Ghetto, Caporetto, la Prima Guerra Mondiale sono temi che hanno coinvolto tutti. Questo è I giorni del diluvio, sulla grande alluvione, triste alluvione che aveva coinvolto il Polesine nel 1951. Anche questo è un libro importante, per quella zona è stato determinante, infatti una zona particolare, il Polesine, dove questo avvenimento ha segnato veramente intere generazioni, quindi è stato un libro, anche la copertina bella, particolare, un libro importante. Arriviamo a Veneti, ecco, Veneti, ricettario della memoria, ecco il titolo, devo dire che non so come era venuto fuori ma ci è piaciuto subito, anche se all'inizio qualcuno vede ricettario e viene fuorviato, no, non è un ricettario, è un ricettario della memoria. Abbiamo proposto a Francesco, abbiamo detto: guarda Francesco, te tante cose su questi argomenti, sulla famiglia, sulla società, la religione, le tradizioni, i proverbi, cioè c'è tanto e si trova tanto, però mancava qualcosa di unitario, un libro unico che portasse all'interno tutti questi argomenti che formano in qualche modo l'essenza di noi veneti e visti con lo sguardo di una persona come Francesco che lavora da una vita vicino alle persone, che ha un linguaggio divulgativo e comprensibile e che ha una carezza dolce rispetto al Veneto e alla storia, questo suo modo dolce, ironico, poetico di vedere le cose, che è importante perché noi lo sentiamo quando leggiamo le sue pagine.
E poi c'è un tema importante che è da questo libro, voi farete immagino tante domande dopo, ma la prima cosa che poi verrà fuori, ne parliamo dopo, è la questione dell'identità, ma una cosa alla volta. Intanto ti chiedo, quando ti abbiamo proposto di scrivere questo libro, come l'hai presa, cosa hai pensato, cioè cosa... Allora, la prima reazione è di fuggire all'estero, la seconda di denunciarvi, e poi la terza, ho imparato dall'esperienza che si fa prima a fare una cosa che a dire subito, che a dire un serie di no dopo farla comunque. Quindi, no, cioè, ovviamente le difficoltà erano chiarissime, perché capite che è una materia così un po' eterea sotto un certo punto di vista, però mi è piaciuta per un motivo che, come tutti vediamo, tocchiamo con mano, noi siamo dentro una rivoluzione, siamo la prima generazione davvero che ha, le prime generazioni che stanno vivendo una rivoluzione. Ciascuno di noi può, basta che pensi, non dico a 100 anni fa, semplicemente a 20, e vede come dagli oggetti materiali agli stili di vita e ai valori le cose sono completamente cambiate. Allora, ho pensato di fare qualche cosa soprattutto per i giovani, perché capissero, non è colpa loro se non lo capiscono, e siamo noi che non gliel'abbiamo mai raccontato, capissero quanta fatica, quanto impegno, quanta genialità ci è voluto a questo Veneto, che ancora a fine Ottocento era talmente povero da essere chiamato il sud del nord. Pensiamo solo allo tsunami migratorio, 2 milioni di Veneto che a cavallo tra i secoli se ne vanno, 2 milioni, e invece poi come è riuscito a fare questo salto di piena modernità. E non è facile spiegarlo, però secondo me è importante che i ragazzi lo capiscono. Io direi un po' per avere una bussola per orientarsi in questo mondo che cambia, ma anche semplicemente per dire una parola che diciamo sempre più raramente, per dire grazie. Non tanto grazie a noi che abbiamo beneficiato di questo, ma ai nostri nonni e che è venuto prima di noi, che ha davvero sputato l'anima per farcela. Ecco, il Sud e Nord è un libro che lui ha scritto con noi, anche questo, hai citato questa cosa, è un libro che fece nel 2012 mi pare, appunto il Sud e il Nord. Prima di farti l'altra domanda volevo solo attirare l'attenzione del pubblico su questo fatto. Questo libro, come vedete, ha una grafica particolare, ci sono dei disegni iconici su vari elementi o storici o naturalistici che ci fanno pensare subito al Veneto, e fa parte di una triade. Abbiamo fatto la storia del Friuli, cioè ha una grafica particolare che abbiamo scelto per 3 titoli. Era la storia del Friuli di Walter Tomada, poi c'è la storia della Carnia di Gino Piutti e c'è Veneti, perché erano 3 libri fatti con lo stesso, diciamo, visione della storia, e volevano anche però essere divulgativi e attrattivi, quindi abbiamo pensato che facendo fare dei disegni in bianco e nero che interrompessero ogni tanto la lettura potessero aiutarci a darci subito l'immagine di quello che conteneva il capitolo. La prima domanda, Francesco, che ti faccio è il primo capitolo, che ne abbiamo parlato subito all'inizio, no? Quello che tu hai chiamato, la parte prima, quella che tu hai chiamato appunto l'identità, è un po' il buongiorno del libro, che però è il capitolo forse più difficile e che credo che tanti poi vadano a leggere quando scorrono il libro, per tanti motivi. Sì, dunque anche qui sono partito da un concetto di base, cioè l'Italia è un paese meraviglioso, e lo è perché è una sintesi, una convivenza di diversità. Passando al capo opposto pensiamo alla storia straordinaria sotto tutti i profili, compreso quello culturale, della Sicilia. Però ognuna di queste diversità, pur riconoscendosi nella matrice comune, ha una identità. E quindi la domanda è stata: qual è l'identità dei Veneti? Cos'è che distingue i Veneti dai Lombardi, dagli Emiliani, eccetera? E questo è stato lo spunto. E tenendo presente una cosa, un pochettino quello che ho appena detto, cioè che questa identità si è consolidata per millenni addirittura. Il Veneto ha 3000 anni di storia, e quando Roma era ancora un villaggetto, per dire,
di beduini, Adria, Este, Padova, erano di una ricchezza sotto tutti i profili straordinaria. E questa identità si è trasmessa di generazione in generazione in maniera quasi spontanea. C'è uno storico molto bravo, veneto, Emilio Franzina, che ha parlato di transizione dolce, mentre in altre parti ci sono scontri generazionali, qui c'è stato un assorbimento da parte dei figli pressoché naturale dei valori dei padri, dei nonni, eccetera. Questo fino a poco tempo fa. E appunto, come dicevo prima, adesso vediamo cosa sta succedendo. D'altra parte voi vedete anche la società come è rivoluzionata, come è esplosa, no? Quando diciamo famiglia, una volta intendevamo famiglie allargate di 15-20 persone, oggi parliamo di famiglia mononucleare. Tantissimi figli. Oggi il Veneto è una delle regioni, non solo in Italia ma in Europa, col maggior calo demografico. Quindi vuol dire che però il passaggio di consegna ha funzionato veramente per tanto tempo. Diciamo che era abbastanza semplice, perché il modo di vita è rimasto sostanzialmente uguale. Io penso che la vita che ha fatto mio papà da piccolo non era molto diversa da quella che aveva fatto, non dico suo padre, ma addirittura gli antenati fino a qualche secolo prima, no? Fate le debite proporzioni. Poi di colpo la cosa è cambiata, c'è un crinale ben preciso che riguarda tutta Italia ed è quello immortalato veramente da Pasolini negli scritti corsari, all'inizio degli anni 60, in cui quella che è una civiltà contadina, e lo dico con tantissimo rispetto ed ammirazione, di colpo è passato non ad una civiltà industriale, ma a una civiltà dei consumi, in cui si consuma tutto, gli oggetti ma anche i valori, anche le persone. La persona che non serve più è qualcosa da buttare via, è uno scarto. Allora, il problema è anche chiedersi, facendo questo libro che racconta ieri, però io mi sono anche chiesto cosa sarà domani, e ho provato poi a delinearlo nel libro, partendo dalla demografia, che è una cosa certa. Allora, noi sappiamo benissimo che nel giro di 20-30 anni questa sarà una regione con tantissimi anziani, con pochissimi giovani, con molti immigrati, perché se no le fabbriche chiudono molto brutalmente, e quindi, ma attenzione, perché già oggi in Veneto ci sono 140-150 etnie diverse, il mondo è qui. E allora il problema non è solo il rapporto noi-loro, ma anche tra loro e loro. Perché voi pensate che diversità c'è tra gli indiani Sikh, che per esempio sono presenti nel Vicentino, e i musulmani, che non sono poi la maggioranza sono ortodossi, che vengono da una cultura molto diversa, molto radicale, chiese ortodosse molto nazionaliste, qualcuno addirittura con alfabeti diversi. E quindi voi capite che questo Veneto dovrà inventarsi, già a partire da oggi, una convivenza ma anche delle politiche diverse, perché sarà una società a maggioranza di anziani, addirittura stanno salendo i centenari, per dire. Quindi ecco, perché ho voluto partire da questo tema di un'identità che è stata monolitica per secoli e che adesso è diventata liquida. Certo, e poi tu hai cercato di, prima di arrivare all'ultimo capitolo, che poi è quello che ci porta all'oggi, e che poi dopo magari ci faranno anche delle domande, e hai diviso il libro in grandi filoni, diciamo. Per esempio, la religione, dalla Dea Madre al Paron Grande. Qui cosa hai voluto, sempre per rafforzare la conoscenza? Beh, allora, la premessa è questa, che a mio avviso l'identità veneta poggia su 3 pilastri, che sono la religione, la famiglia e la terra. Questo è stato il segreto che ha consentito al Veneto di passare tutto quello che ha passato nei secoli. E la sintesi di quella, c'è un termine tedesco che non è traducibile in italiano, è Heimat,
che non è solo la patria, è la comunità, la comunanza di valori, di affetti, di interessi in cui ci si riconosce, no? Allora, ovviamente la religione è il primo, ma attenzione, si sa che il Veneto è chiamato anche Sacrestia d'Italia, qua non parliamo di cattolicesimo, di chiesa, almeno non soltanto, c'è un rapporto diretto tra la persona e il Dio che viene affettuosamente chiamato in Veneto il Parongrando, e già questo vi rende un po' l'idea, no? Perché è il Parongrando che detta le regole di vita e di sopravvivenza, ed è agganciatissimo alla terra, perché è l'uomo che deve avere rispetto della terra, è la terra che comanda, perché altrimenti non gli dà sostentamento. È l'esatto contrario dello sfruttamento intensivo di oggi, no? Miope, cieco. Ho letto proprio oggi che di nuovo a gennaio hanno battuto i record, cioè che comunque i cambiamenti climatici ormai sono innegabili, no? Ma i cambiamenti climatici dipendono dal cattivo rapporto che ha l'uomo con la natura, ecco, mentre la religione è il fondamento. Dopo ci sono delle declinazioni molto simpatiche, per esempio ovviamente il prete ha un ruolo centrale, ma non solo e non tanto per la parte da prete, ecco, ma perché è una figura vicina alla gente, no? Tant'è che c'è un detto che qui riporto: davanti a un prete e a un capiteo cavete sempre il capeo. E noi basta che giriamo per la campagna per vedere questa fioritura di capitelli, quest'arte ma bella, simbolica, che dice la gente quale legame ha con l'alto. Ecco, che sa di non essere padrone, perché c'è l'unico padrone, il Parongrando, che è lui che ci regola e ci tiene in vita. E tu infatti i pilastri che dicevi prima, appunto la religione, la famiglia, la terra, poi arriveremo anche ad altro, sono quelli in cui tu hai organizzato lo svolgimento del libro. E a un certo punto dici famiglia, anche qua le parole sono fondamentali nell'evocare dei sentimenti anche, ma anche degli intrecci, e in questo caso famiglia, cassaforte della memoria. Sì, come dicevo prima, quando parliamo di famiglia parliamo di nuclei molto larghi, in cui ciascuno però, attenzione, ha il suo ruolo, perché c'era il bambino che da 5-6 anni, bambino o bambina, vengono coinvolti nei lavori o domestici o dei campi, fino al nonno, che non è come oggi l'anziano residuo che è un fastidio quasi, ma è invece il depositario della memoria, ha un ruolo fondamentale nel tenere insieme la famiglia. Poi passando per l'uomo e la donna, che hanno dei ruoli ben distinti, ma attenzione, la donna spesso si dice che è stata subordinata, non è così. La donna in casa aveva il ruolo fondamentale, aveva le chiavi di casa, lei anche in senso letterale, perché il luogo top della casa era il vero caveau, era la cantina, dove c'erano tutte le provviste, cominciando dai saradi, dopo qui dedico anche un capitolo ovviamente all'uccisione del maschio, il vino, i generi alimentari e tutto, e la donna aveva lei la chiave in tasca, ma anche era quella che gestiva l'economia domestica. Quindi ruoli ben definiti, che non erano però solo strumentali, perché era una realtà coesa. Difatti io qui dedico un capitolo a una cosa bellissima, stupenda, il filò, il far filò. Far filò che era soprattutto nei mesi freddi, dove ci si trovava alla fine alla sera in stalla, dove i termosifoni erano le vacche, e dove c'era una narrazione collettiva, un tramandare non solo il gossip, lo chiameremo oggi, ma anche le tradizioni, le storie, i racconti, ed era il cementare la famiglia, con una sottolineatura molto importante oggi. Noi oggi, tra le grandissime colpe che abbiamo, è quello di negare la sofferenza e la morte. Noi le nascondiamo, non devono esserci. Siamo immortali, poi non è assolutamente vero, mentre il contadino ha l'esatta percezione che vita e morte sono due fasi di una stessa realtà. E facciamo un esempio. I bambini, una volta, erano convinti o che li aveva portati la cicogna o che erano nati sotto il cavolo, no? Però
non avevano paura della morte perché la vivevano in casa naturalmente, si moriva in casa ed era una realtà naturale. Oggi sono loro in grado di dare a noi lezioni di educazione sessuale, però non sanno assolutamente cos'è la morte. La morte ci spaventa. Ecco. Questo è uno dei tanti fattori significativi del Veneto, anche questi legati alla terra, perché il contadino tocca con mano che butta i semi, solo una parte da frutto, poi però viene l'inverno e apparentemente la natura muore, ma poi un po' alla volta si risveglia. E questo poi è anche agganciato alla religione perché c'è uno stuolo di santi, ognuno dei quali ha il suo compito che deve tutelare un settore. Il principale per il contadino è San Martino, per un fatto molto concreto, che il giorno di San Martino a novembre scadevano i patti agrari che venivano rinnovati di anno in anno, e se il contadino che aveva ricevuto la terra in consegna non dava i risultati, si trovava dalla mattina alla sera in strada. Chi ha visto l'albero degli zoccoli è memorabile, no? E quindi voi capite che cosa voleva dire, perché bastava una tempesta, bastava un inverno storto per mandare il raccolto a Remengo. Quindi ecco che c'è questa unitarietà di vita che si ritrova nei ritmi quotidiani, nelle vicende quotidiane. Ecco, infatti adesso sarebbe venuto fuori il discorso della terra, che però in pratica hai già un po' toccato legandoti alla religione. Mi sentite? No. Ma mi sentite lo stesso, immagino. Okay. Sì? Ok. Magari parliamo un po' più diffusamente, anche per muovere un po', se no cadiamo su argomenti un pochino più. La festa come sberleffo, tu hai dato questo titolo che chiaramente ci fa capire come sberleffo al potere. Come l'hai declinato questo argomento? Intanto parliamo di un dato di fatto. Quando si diceva lavorare, voleva dire lavorare. Non c'era né sabati né domeniche, si cominciava all'alba, si finiva al tramonto, si lavorava sempre. Però c'era anche questo bisogno di socialità, di festa, e per questo io ho voluto dedicare un capitolo a questa voglia di stare insieme, e l'ho segnalato da un fatto cui mi sono imbattuto a caso. In Biblioteca Marciana c'è una voluminosissima relazione che il Senato della Serenissima affida a tutti i parroci della sua area, quindi pensate che andiamo dalla Lombardia all'Istria, perché dice ci sono troppe feste. E naturalmente cosa succede? Che di festa non si lavora, e se non si lavora non si produce, e se non si produce la Serenissima non tornano i conti. Allora viene fuori una cosa, guardate, io riporto degli esempi perché sono incredibili. Ci sono delle frazioni, dico Castion di Belluno per dire, che hanno 27-28 feste all'anno, con i pretesti più inverosimili. Alcune sono anche col momento, anzi quasi tutte c'è la messa, la processione, ma dopo si fa festa sul serio, con episodi anche pecorecci ed altro. E la cosa interessante è che spesso i parroci tentano di opporsi, proprio perché poi c'è il bis, no? Ma la gente è talmente gelosa di queste tradizioni, di queste prerogative che sono secolari, che si rifiutano e continuano a fare queste feste. D'altra parte, guardate, io do sempre un consiglio contro il mio interesse: se volete capire cosa succede in giro non leggete i giornali, allora non guardate la televisione. Posso dirlo perché ormai sono vabbè. No, perché noi descriviamo un Veneto arrabbiato, deluso, protestatario, infelice, eccetera. Voi girate a caso la sera le TV private, fanno le sagre, c'è un mondo di centinaia di persone che si stanno divertendo da morire. Io sono andato con qualcuna proprio per vedere, no? Ed è la voglia, il piacere di stare insieme che è poi alla base della festa. Poi, visto il periodo, in particolare do un capitolo al Carnevale, perché oltre a quello di Venezia, che pensate risale addirittura al 200,
e al venerdì gnoccolaro di Verona, le due grandi feste, c'è una molteplicità di carnevali nei piccoli centri, che ognuno con una sua specificità, una sua caratteristica, e poi che diciamo, preceduto dal famoso il rogo della veccia, no? il panevin, che è un rito, che questo propiziatorio, no? Cioè è l'affidarsi sempre al Paron Grando perché mandi un'annata positiva. Ecco, quindi anche qui la festa è sempre intrecciata con la vita reale. Ecco, volevamo anche dare un po', sollevare un po' l'umore, se no con certi temi si scivola un po', ma però l'emigrazione è sempre un argomento che ci coinvolge e ci interessa. Come l'hai affrontato la grande illusione, no? Un Veneto fuori di sé è la grande illusione. Sì, diciamo che pensiamo al Veneto, che per 1000 anni sta sotto la Serenissima ed è una delle potenze maggiori che ci sia al mondo. Dopo, nell'800, pur facendo un salto in basso, comunque rientra sotto l'impero asburgico, che sono gli Stati Uniti dell'epoca e che garantiscono un certo livello comunque di, diciamo, benessere, cosa che non succedeva per esempio nel Regno di Napoli e delle due Sicilie, no? E poi arriva l'Unità d'Italia e si entra di colpo in questo regno nuovo, scalcinato, con delle crisi internazionali, soprattutto a Suez, che innescano fenomeni un po' come di crisi come oggi e riducono la gente alla fame. Per cui si decide di andare all'estero, è dura per chiunque. Anche oggi chi parte dall'Africa, dall'Asia, eccetera, non vorrebbe nessuno, vorrebbe lasciare casa sua. Si va via per non morire di fame. Oggi, quando vediamo le scene di queste carrette del mare, dice: ma come fanno a rischiare la vita attraversando il Mediterraneo? Perché comunque un'alternativa è la certezza di perdere la vita se sto a casa mia. Questo è stato il Veneto. Abbinato ad un fatto, perché un'immigrazione molto forte in Sud America, soprattutto in Brasile, dove oggi ci sono ancora, c'è Nuova Bassano, Nuova Schio, Nuova Venezia, eccetera, perché il Brasile adotta in quel periodo la cosiddetta legge del ventre libero, cioè abolisce la schiavitù. Quindi c'è bisogno di manodopera e ci sono questi reclutatori che vengono e pescano in questa cosa. L'amico Paolo Malaguti ha fatto da pochissimo un bellissimo libro, Piero fa l'America, che descrive benissimo la cosa. È un tormento già la partenza, perché si parte da casa a piedi, si va dove si prende un treno, ci vogliono giorni per andare a Genova, ci si imbarca su carrette del mare in condizioni disastrose, si arriva lì e lì peggio che andare di notte. Per farlo capire, io ho riportato alcuni brani di lettere che questa gente mandava a casa, che sono strazianti, vi assicuro. Qualcuno, pochissimi riescono a far fortuna, però la stragrande maggioranza patisce e vorrebbe addirittura in qualsiasi modo riuscire a tornare a casa. E questo è un fenomeno che dura decenni, perché come dicevo prima, c'è una data anche 1875, in Brasile per l'anno prossimo si sta preparando delle feste per i 150 anni dell'immigrazione. E dal 1875 al 1910 2 milioni, come dicevo prima, di veneti, quindi metà della popolazione di allora se ne va. Ecco, quindi io racconto le loro storie perché sono interessanti. Pensate che in molti casi, anche qui da Bassano tra l'altro, ci sono dei preti, dei parroci che partono con loro per stare con loro, e quindi poi si fa queste chiese con 4 travi di legno, eccetera, ma ecco, c'è questa solidarietà che è un'altra caratteristica tipica del Veneto, e ci sono anche dei monumenti che sono già sorti come Veneto all'immigrato e quello che io chiedo, ognuno può pensarla come vuole sull'immigrazione, però quello che io chiedo è che ci sia il rispetto per queste persone, non di dire
alle scarpe da ginnastica, vestiti bene in telefonino. Io vi assicuro che le storie di queste persone, che quando arrivano a imbarcarsi hanno già mesi di sofferenze, molti muoiono per strada, questa gente viene e continuerà a venire perché, ripeto, a casa loro muoiono di fame. E noi, quando si dice aiutiamoli a casa loro, bisognerebbe farlo. Noi a casa loro per secoli siamo andati a prelevare le risorse, a prelevare uomini, perché la schiavitù l'abbiamo inventata noi. Quindi, ecco, questo spaccato Veneto, il Veneto che oggi è diventato terra di immigrazione, bisogna sapere che cos'è, che cosa significa, e questo ho cercato di, per quello ho voluto dargli un capitolo a sé. Sì, prima dell'ultimo capitolo, che è quello che un po' avevi anche accennato all'inizio, cioè di porsi il problema dell'oltre, anche del futuro, non solo del passato, però hai fatto a chiusura di questo qui dell'immigrazione, hai custodire la memoria. Appunto perché pensate che i nostri emigrati che sono andati lì amavano tanto la loro terra da portarsela dietro, quindi si sono portati dietro per esempio perfino strumenti musicali, fisarmoniche per dire, ma si sono portati soprattutto le tradizioni replicandole lì, tant'è che lì oggi c'è più attaccamento alle vecchie tradizioni venete di quanto non ci sia qui. E a me è capitato una decina di anni fa di conoscere uno di terza generazione, nato ovviamente in Brasile, dalla zona di Conegliano, che era venuto qui per vedere le terre dei suoi antenati, ma anche con una mezza idea di tornare qua. E quando ha visto, ha detto no, torno a casa mia perché lì c'è più Veneto. Ed è l'esempio più famoso, è l'italiano, questo linguaggio veneto-portoghese. Ci sono addirittura dei dizionari, no? E viene parlato da milioni di persone. Quindi proprio il Veneto, il contadino veneto è talmente innamorato della sua terra che se la porta dietro, e ancora adesso, che non si parla più di immigrazione, ancora adesso continua a tenerla. Ecco, abbiamo cercato di darvi un po' un excursus un po' generale di quello che lui ha affrontato nel libro. C'è molto di più rispetto agli argomenti che lui ha posto. Allora, se qualcuno di voi ha qualche curiosità più centrata, prima di... Sì? Vuoi chiedere qualcosa? Ok. Integro magari così dà anche uno spunto con un modo di dire tipicamente veneto che è molto indicativo dello spirito. Mi non va a combattere, no? Lo sentiamo. Mi non va a combattere è una scelta intelligentissima, perché il Veneto da sempre ha ritenuto stupido fare guerre. Quando ha dovuto farle c'è stato costretto a le ha fatte ovviamente, ma tante le ha subite. La grande guerra è stata combattuta per l'Italia interamente su questo territorio, e quando noi oggi vediamo in televisione l'Ucraina, la Siria, l'Afghanistan, i nostri nonni se la sono vissuta sulla loro pelle, no? Quindi il Veneto ha sempre preferito fare commerci. La Serenissima è l'emblema. La Serenissima ha fatto 1000 guerre, ma anche nel momento più ha sempre tenuto aperti, col turco in particolare, dei canali diplomatici, perché non c'è una guerra che abbia risolto un problema, semmai ne hanno creati, no? E allora loro, ma non da Venezia, da molto prima, pensate che quando dicevo 3000 anni fa c'era un villaggio in Polesine, pensate, nel povero Polesine, Frattesina, venuto alla luce da scavi abbastanza recenti, che era il prototipo del piccolo imprenditore veneto di oggi, cioè era un centro casa-bottega dove si producevano articoli e se ne si scambiavano. Addirittura c'era una via dell'Ambra che partiva dai paesi baltici, veniva giù per Este, Frattesina, e poi andava ad Adria dove si imbarcava, e c'era proprio una globalizzazione di allora, perché c'erano scambi tra i Micenei e la sponda orientale del Mediterraneo e l'Europa del Nord, che aveva questo snodo tra Frattesina ed Adria. Quindi il Veneto ha sempre scambiato.
E il Marco Polo, di cui in questi giorni ricordiamo 700 anni dalla morte, non è un caso isolato, è l'emblema di decine e decine di mercanti che all'epoca, senza interpreti, senza Google Maps, senza niente, partivano e andavano, e c'erano questi scambi tra Oriente ed Occidente. E attenzione, perché in questi scambi non viaggiano solo merci, viaggia anche cultura, viaggia stili di vita, viaggia religioni, perché alla sera il mercante ovviamente si ferma e deve passare la notte da qualche parte, la passi insieme ad altra gente che viene da altre parti del mondo. In queste serate ci si scambiano notizie, impressioni, sentimenti, cose, per cui è sempre stato la via della seta cosiddetta è sempre stato un grandissimo crogiolo di scambio tra culture, anche tra religioni. Pensate che la mamma di Kublai Khan, cioè l'imperatore da cui sta Marco Polo, era una cristiana nestoriana, e poi quindi così il cristianesimo che arriva lì, il buddismo che gira, ecco, per dire che il Veneto minava a combattere non per ritirarsi in casa sua, ma perché è un atteggiamento molto pratico. Del resto Venezia è stata Venezia perché ha vissuto sull'incontro di diversità, se no sarebbe stata una meteora.